Consiglio Comunale del 6 marzo del 2019, Pagazzini, Capone, presente, Cerone, presente, Arezzini, presente, Mensi, presente, Rossi, presente, Piccini, presente, Bechini, Zemulo, Sacchi, presente, Venier, presente, Baffoni, Sbrolli, assente. E poi c'è il professore Esterno Saccasciano. C'è il numero di l'università del sindaco è un problema, nel senso che stasera si va a rifare una deliberazione del Consiglio Comunale sullo statuto, in quanto bisogna modificare due articoli invece che uno per l'adeguamento di legge dello statuto normate a quello che sono la Commissione della Giunta, perché nel vecchio statuto c'erano 6 addirittura di giunta, invece devono essere 4, che bisogna fare rispetto agli altri comuni che l'hanno fatto. Quello che invece volevo dire è che tanto motivo di soddisfazione perché la squadra della Venezia in questo momento è una classifica, sembra che ormai il campionato stia finendo, per cui ci si augura che manca con tanta titubanza da una parte o dell'altra e quindi va in Serie C. In Serie C significa parecchio dal punto di vista economico da parte di chi porta avanti la squadra, significa anche un impegno economico da parte del comune di Castagnano per l'adeguamento del campo, che dalla Serie D alla Serie C è obbligatorio per legge secondo quello con le caracce. Quindi ci saranno degli adempimenti anche abbastanza sostanziali, forti, ma che vediamo è necessario per la semplice ragione, perché se a Castagnano in qualche maniera se ne è sempre parlato, oltretutto l'eccellenza delle pelletterie, delle varie aziende, eccetera, che gravitano intorno a quello che sono le attività produttive del comune di Castagnano, possa diventare anche il comune in cui si fa dell'ambiente, cioè l'altra volta il sportivo. Avere una squadra di Serie C significa far vedere qui anche delle squadre importanti di altri paesi, eccetera, che potrebbe indurre attraverso un indotto turistico che oggi non abbiamo. Cioè a Castagnano naturalmente non c'è soltanto la Venezia, ma ci sono anche altre categorie, dalla pallavolo all'indudo, alle attività ben inserite nel nostro panorama pianese, la parte anche il tennis, quindi è un paese abbastanza piccolo da questo punto di vista. Avere una squadra in Serie C certamente è un onere e un onore, questo non c'è dubbio, guardiamo stato per questo bisogna anche arrivare anche al altro punto. L'altro punto importante invece che ritengo essenziale è le contrade. Le contrade, ormai 40 anni esistono le contrade, sul suggerimento del magistrato ci sono delle esigenze ormai impellenti proprio perché queste contrade stanno diventando un po' il fulcro del paese, dal punto di vista anche loro dal punto di vista di immagini, turistica, ma anche proprio di storia ormai di questo paese, perché sono loro in qualche maniera che ci portano anche indietro nella storia, era portata all'interno dello statuto comunale. Lo statuto comunale per 1000 ragioni, una ragione molto concreta è anche quella che ad oggi le contrade sono a stregua delle altre associazioni, tutte le altre associazioni, per cui per dare dei contributi eccetera, per fare domande, eccetera. In questa maniera si agevola completamente un iter burocratico che sta diventando troppo complicato e che presuppone che quando il comune deve erogare alle contrade anche in termini di garanzie per quelle che sono le proprie attività diventa molto più semplificativo. Questo ci è stato suggerito sulla richiesta del magistrato per le esigenze che i contratti cominciano ad avere anche dal punto di vista di locazione, di location dei contratti stessi, sono i contratti che appartengono, i
autorizzate in comune, altre persone dell'affitto, altre che hanno intenzione di affittare, vedere in questa maniera attraverso una volta che i contatti dentro lo statuto, attraverso lo strumento di agevolare delle forme di aiuto concrete alle democratiche. Per fare questo il segretario comunale, interpellato da me come amministratore sociale, ha suggerito di fare come è successo insieme, ma che torno insieme, inserire contratti all'interno dello statuto e questo agevola poi questi vari complessi burocratici deve dare una mano concreta alle contratti del nostro paese. Allora, la prima punto di giugno è la revoca della delibera che abbiamo fatto l'altra volta, in quanto faceva parte soltanto di un punto sullo statuto, invece oggi si fanno parte di punti. Quindi si revoca una precedente e si fa invece la nuova diversificazione dello statuto attraverso il secondo punto dell'ordine del giorno. Il punto dell'ordine del giorno quindi è la revoca delibera per Consiglio Comunale numero 13 del 13 2019 statuto comunale. Di revoca la revoca è punta dell'ordine del giorno. Punto 3 invece è modifica al statuto comunale, articolo 27 e 28, adeguamento alla normativa vigente. Allora, se noi andiamo a vedere lo statuto del comune di Piancastagnaro del municipio, l'immediata segurità della privativa. Se andiamo a vedere sul documento del Bollettino Ufficiale del Toscana del numero 23 del 2005, quando andiamo a vedere com'è composta la giunta, all'articolo 27, composizione e presidenza, la giunta comunale è composta dal sindaco e dalla presidente, da un numero massimo di assessori non superiore a 6. Invece il numero massimo oggi deve essere a 4. Quindi questo va modificato con le leggi. La legge del Rio? Sì, la legge. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il sindaco, presidente, vice sindaco, questo rimane inalterato, eccetera. Possono essere nominate nell'articolo 28 a tutti gli effetti quali componente della giunta cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri comunali. Poi c'è il secondo punto: gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale prendono parte alle sedute senza peraltro concorrere alla formazione del numero legale, partecipando alla discussione solo per le materie di loro competenza, ma senza esprimere il voto, e questi due rimangono in votati. Gli assessori esteri consolari non potranno in ogni caso superare la quota di 1/3 rispetto alla composizione della giunta, e questo non è più norma, si vede anche negli altri comuni. Non possono ricoprire la carica degli assessori candidati al consiglio non eletti, e anche questo giuridicamente ci siamo informati, ma che il segretario è andato a vedere la varia giurisprudenza. Per un caso strano, il sindaco di Piancastagnaro nomina un assessore esterno non eletto nel proprio consiglio comunale. Questo che qualcuno fa eccezione, perché c'è uno statuto questa cosa qui, questo assessore ricorre e vince e diventa assessore, perché il criterio di non eleggibilità è soltanto quello che si diceva prima, che non abbia tutti i requisiti di compatibilità e eleggibilità a carica di consigliere. Questa è una forma coercitiva che non potrebbe essere applicata, per cui in caso di ricorso eccetera. Tant'è che se noi andiamo a vedere tutti i consigli comunali che poi sono stati fatti dopo la luce del Rio, sono stati riguardati, si va a vedere a Poggibonsi e si vede, possono essere nominati assessori che sono in possesso delle visioni di competitività e legittimità e comunque del consigliere comunale, a tutte le guide alla presenza di requisiti di legittimità e competitività dell'assessore. E così finisce. Così lo fa Siena nella stessa maniera, così viene Chianciano nella stessa maniera, così Montalcino e così a Badia San Salvatore. Quindi tutti quelli che hanno dopo la legge del Rio sono rimasti eliminando gli altri due punti che
dicevo io, che sono il numero 3 e il numero 4, per cui si adegua a quello che sono i consiglieri comunali, lo stesso statuto, adeguandolo o che legge secondo la legge, come hanno fatto anche gli altri consiglieri comunali. Si leva queste due cose. No, io se posso. Allora, il numero 4 non posso ricoprire, questo credo che possa essere eliminato. Allora, il 27 viene meno automaticamente perché è cambiata la legge. Il primo comma, il secondo comma che rimane. Sul terzo comma dell'articolo 28, in cui si dice che gli assessori extra consigliari non potranno superare la quota di 1/3 rispetto alla composizione della giunta, io invece lo lascio, cioè sono per lasciarlo, perché la legge, rimandare alla legge, alla legge generale 267 mi pare, la quale dice che nei paesi al di sotto di 10.000 abitanti i consigli, le giunte sono costituite da quattro assessori, non specifica se eletti o non eletti, quindi possono essere anche tutti non eletti. Che cos'è che io non trovo giusto? Che siccome con la nuova legge dell'elezione dei sindaci l'attività amministrativa del comune passa tutta per la giunta, significa che l'attività amministrativa della giunta potrebbe passare completamente attraverso assessori non eletti, e questo a me sembra una diminuzione di democrazia. Poi nei comuni grandi, nelle regioni, sappiamo che sono anche tutti non eletti, però che cosa c'è? E questo è un peso, cioè l'averli tutti non eletti ritengo che sia uno dei pesi della democrazia. Cioè che le giunte recepiscono il lavoro e le proposte delle commissioni, delle quali commissioni sono rappresentati la maggioranza ed anche le minoranze rappresentate, e quindi recepiscono un lavoro fatto dagli eletti. Senza le commissioni la giunta è in mano completamente e senza contrappesi, perché quello delle commissioni è il contrappeso ad una giunta completamente non eletta. Quindi i famosi pesi e contrappesi sono l'essenza delle democrazie. Qui invece mi sembra che si verificherebbe il caso che c'è soltanto un peso e non c'è il contrappeso di una commissione che recepisce non soltanto la maggioranza degli eletti, ma anche le minoranze. Per questo io sono del parere di mantenere il comma 3, il 4 credo che possa essere semplicemente eliminato, come il primo comma dell'articolo 27. Io non lo condivido per una semplice ragione. Tanto le commissioni sono comunque consultive e non deliberative, per cui la giunta delibera al di sopra di quello che decide la commissione, quindi non c'è questo contrappeso quando c'è una volontà diversa. Poi questo non succede soltanto nei paesi al di sopra di 5.000 abitanti, è obbligatorio addirittura che gli assessori siano esterni, quindi significa che la maggior parte gli assessori sono obbligatoriamente esterni. Ma io vedo che anche nei paesi vicini, Pitigliano, Sorano, che sono paesi più piccoli dei nostri, addirittura vengono nominati liberamente, cioè non è detto che deve essere, mentre nel comune che sono di 5.000 abitanti è obbligatorio di eleggere gli assessori esterni, nei comuni come i nostri c'è la facoltà di eleggere o interni e esterni, quindi è una facoltà di libertà assoluta, di sensibilità di qualsiasi sindaco che viene, e anche di direi, siccome il sindaco si prende il compito tutto di portare avanti una propria squadra organizzativa, i consiglieri non sempre sono disponibili, di trovare liberamente anche degli assessori esterni, ma addirittura con un maggior criterio di democrazia.
Perché ti faccio un esempio classico. In un comune che ho amministrato io a Marciano, all'Isola Peppa, ormai per una questione di composizione di come si fanno i consigli comunali, essendoci non come a Castagnai una frazione, due frazioni come ci sono, cioè 8 frazioni, e obbligatoriamente andava messo, ma una tradizione ormai storica, come si sentiva anche i guerrieri, dei consiglieri per ogni frazione, e veniva eletto un consigliere per ogni frazione. Faccio un esempio, proprio per una frazione che portava 450 abitanti, rispetto alla frazione di Patrese che portava 20 abitanti o 30 abitanti, eleggeva i 3 consiglieri del proprio, e quello di Patrese non poteva essere eletto perché chi veniva eletto era per le preferenze. Le preferenze vengono date per classe, per famiglia o per numero di abitanti secondo le frazioni. E dopo uno era obbligato magari a prendere un assessore, cioè veniva un consigliere, non veniva eletto in quella lista e era il più bravo per poter fare l'assessore. E quindi non poteva fare l'assessore perché non aveva il numero sufficiente di voti in quanto la frazione era piccola rispetto a propria. Quindi significa che un sindaco doveva per forza prendere, quando tu li dovevi eleggere obbligatoriamente all'interno del consiglio comunale, doveva obbligatoriamente prendere delle persone elette ma che poi non avevano la capacità nemmeno di essere assessori, eccetera. Allora, lasciare a un sindaco, logicamente il sindaco, io per esempio non c'era se io mi dovessi presentare, ancora non preciso, a fare il sindaco a Castagnai, io già so qual è la mia squadra, è quella che ci vuole. Quindi non è che io cambio lo statuto perché poi cambiamo un assessore o un altro. Cioè il problema è diverso, è lasciare la libertà al sindaco, che bene o male ha delle grosse responsabilità e poi qui Luca amministra tutti i giorni, tutti i salti, eccetera, di scegliersi la propria squadra democraticamente, sia all'interno che all'esterno, secondo le capacità, senza nessun picco. Se ne servono 4 interni, se ne prendono 4 interni perché sono bravi 4 interni. Se ne servono 4 esterni, se ne prendono 4 esterni perché sono bravi 4 esterni, se ne servono 3, se ne servono 3, se ne servono 2, se ne servono 2. Questo io credo che sia un criterio di democrazia per un'amministrazione più snella, più veloce nell'interesse dei cittadini. Quindi non credo che dover limitare un sindaco per la responsabilità comunque del comune nel farsi la squadra. Ma io devo dire, un eccesso di democrazia, io mi auguro che prima o poi il sindaco abbia anche la volontà di scegliersi, non soltanto l'assessore, ma anche dirigenti. Magari si passa a questo. All'origine della democrazia c'è proprio il principio delle spoglie. All'origine della democrazia c'è proprio il principio delle spoglie. Quello che dico io, perché se tu mi metti qui, mi dai, mi impegno, faccio il sindaco, faccio l'assessore, e poi dopo mi trovo una squadra, non mi trovo d'accordo, oppure non è competente, oppure non sono obiettivi, tu mi limiti anche la mia capacità di poter rispondere uno, sicuramente ne fai o 2 o 3, no? Allora squadra così, ma perché limitare il sindaco secondo le età? Fate la pasta squadra. Io mi lascio, basta, ho detto troppo. Come dice Totò, ho detto troppo. Ho detto troppo, a me va bene. Vabbè, allora, ora per cambiare questo tutto ci vuole una maggioranza qualificata. Ora siamo in posizione assolta, se abbiamo un numero di maggioranza qualificata cambia il statuto, se no io non posso. Posso parlare? Però non entro nemmeno. Se non l'approviamo poi non ne fa più di consigli comunali fino alla fine dell'anno? No, fino alla fine dell'anno devo fare un altro. Allora, il 30 aprile devo fare un ricatto, questo è un ricatto, si potrebbe fare. No. C'è il consultivo. Il consultare è obbligatorio per il consultivo. Il consultivo mi sta bene. Certo, il primo mandato mi sta bene. Per altre cose no. Abbiamo di poter fare il consultivo e basta. Faccio il fine mandato e scriviamo, io mi auguro di poter fare soltanto il consultivo. Se il corso dopo succede qualcosa, io sono d'accordo. Basta che magari faremo un consiglio comunale di fine mandato per fare una chiacchierata. Qui sarebbe il caso di fare un intervento complicato, ma non vale la pena, davvero non vale la pena questa cosa. Il fondo in conto ma si scelga proprio l'assessore. Si approva
Io approvo. Allora, 9 voti favorevoli. Così la fanno finita. Grazie a te. Come? E 2 voti no. Ah, 2 astenuti. 2 astenuti allora. No. Astenuti contrari. Ascolta, a te. Mi pare che cosa abbiate detto? Contrari o astenuti? Astenuti. Ok, su. Te ti devi incassare, andare e passare. Già fatto. Limitateci l'utilità della delibera. Allora, un anno. Come dicevo, all'incremento dello statuto comunale sull'inserimento delle contratte. Vi leggo un documento. Questo documento è stato fatto da riunione con il magistrato delle contratte, con tutti i sottoscritto da tutte le contratte. Questo è il poi. Sì. È stato cambiato, non ho visto, sì, però manca la firma del magistrato, ma è una correzione ai santi padroni. Sì, ai santi padroni, che c'è una Madonna che ma siccome si fa un altro documento in cui si parlava di santi padroni? No, ma guarda, non si è detto, non è corretto dopo. È stato detto, guardate, viene davanti santi padroni e qui viene messa la Madonna, quindi non è che era già accettato la correzione. Il Comune di Castagnai riconosce la contrada quale realtà storica, sociale e culturale in cui è organizzata la vita della comunità locale, secondo le tradizioni che derivano da valori condivisi e fondanti della vita cittadina, l'espressione della ricchezza e dell'autenticità della popolazione locale e del suo attaccamento al territorio, secondo la tradizione, i costumi e l'identità propria di contrada. La contrada assume la propria denominazione secondo tradizione e svolge la propria attività nell'ambito della competenza territoriale di appartenenza sulla base del proprio statuto, che costituisce il documento fondamentale di riferimento. Ciascuna contrada è organizzata con i propri organi rappresentativi e opera nel rispetto dei valori fondamentali della democrazia, del rispetto delle tradizioni, della libera associazione ed espressione secondo le vigenti disposizioni in materia anche ai fini del riconoscimento sul piano nazionale e regionale. La contrada contribuisce a qualificare la vita sociale, assicurare sicurezza, qualità delle relazioni, identità culturale e diffusione dei valori della socialità e della tradizione presso la popolazione, particolarmente con iniziative verso i giovani. La sua funzione e il suo ruolo vengono espressamente riconosciuti sul piano della sussidiarietà orizzontale dei valori istituzionali nel quadro dell'intero territorio comunale. L'articolazione del territorio incontrato costituisce ricchezza di tradizione e di valori e ha come unico riferimento il bene comune di Piercastagnaio e della sua popolazione, con valenza turistica qualificata dalla bellezza della terra toscana e dall'ospitalità delle sue istituzioni e comunità. La contrada è espressione della spontanea tradizione popolare di Piercastagnaio e dei suoi autentici valori religiosi, fondamento e radice della propria comunità in onore della Madonna di San Pietro e del rapporto inscindibile con la Chiesa locale che qualifica e assiste a tutte le manifestazioni palesi. Firmato l'1/3/2019 dalle contatti Castello, Montaia, Contrada, Lungo e Contrada 18. Due date 18, probabilmente è un errore, un lapsus sarà l'articolo venuto. L'amministrazione comunale, preso atto della rilevanza storica e culturale dei contradi di Piercastagnaio, Borgo, Castello, Cuore Montaia, ripeto nel territorio comunale, quale patrimonio, tradizioni e valori sociali, conferenze turistiche qualificate, è riconosciuto come punto di riferimento culturale di diffusione dei valori della socialità, della tradizione popolare presso la popolazione pianese, con particolare attenzione verso i giovani, ritenuto pertanto conferire rilievo statutario alla realtà delle contrade pianesi, con pieno riconoscimento di dignità quale associazioni, con finalità di interesse pubblico e di elementi costitutivi e fondamentali della rete sociale, l'espressione delle tradizioni popolari genuini e dei valori religiosi della popolazione.
Vista l'unità proposta, la modifica statutaria allegato A è ritenuto la stessa meritevole di approvazione, si riconosce e si propone di inserire nello Statuto Comunale l'articolo 109 relativo alle competenze. Questa è la legge. Viene inserito il testo elaborato dal segretario. L'hanno elaborato insieme al segretario? Come? L'hanno elaborato insieme al segretario? Infatti, credo che lo spirito vero della necessità è registrato dalla parte più significativa della selezione, così. Devo dire, la nostra mano sono dati sanitari procedere tra gli statuti di Siena e gli statuti di Torino. Si approva Unanime. l'immediata risolutiva a questa Unanime. non è regolamento comunale, è Quindi non è una modifica del regolamento comunale, no, è il regolamento relativo al noleggio. questa è la presenza fatta dalla polizia municipale che ha le competenze e un adeguamento legislativo anche questo per bandire dei concorsi, cioè alcuni Castagnari ci sono 5 licenze di autonoleggio, 5 licenze di autonoleggio, di cui 2 sono occupate e 3 no. Per poter dare le altre 3 licenze, a chiunque vuole fare il base di licenza, bisogna adeguare la normativa vigente. Questo è una proposta quindi della Polizia Municipale di l'adeguamento della concessione di il vecchio regolamento che è datato nel 2002 all'articolo 7, i primi comma 1 e 2, riporta esattamente questa figura con le 4 lettere. Quella che viene modificata si riferisce solo al punto C, inserendo la prova di esame. Il vecchio regolamento prevedeva solo per titoli e criteri di valutazione dei soggetti che presentavano questo. Qui viene inserita la prova d'esame per una ragione semplice: le concessioni di noleggio con conducente sono locali che hanno l'obbligo di concessionare questo noleggio del luogo di residenza. La partecipazione aperta al mondo intero solo per titoli e requisiti escludeva in qualche maniera quella che era la realtà locale, inserendo gli esami. La prova d'esame siccome è locale riguarda il territorio, quindi in qualche maniera argina questa possibile affluenza, anche perché poi fino ad ora c'è il blocco delle concessioni, perché fino ad ora poteva essere esercitata l'attività di noleggio anche fuori dall'ambito comunale. Quindi hanno sospeso tutte queste concessioni per rivedere a livello nazionale il funzionamento di queste. Quindi ecco una richiesta. Questo che stavo Torinelli è stato. Se le auto con conducenti di noleggio ci sono tante discussioni, allora è una guerra. Sto scherzando. C'è gente che la prende nel presentino della corsa, poi sta sempre che ha bloccato lì questa cosa di qualche qui Torinelli è stato. Vabbè, che approva unanime anche questo, l'unità di esclusività, unanime. Bene. Punto Breve seconda concetto preliminare, consiglio comunale. Abbastanza bello. Buona Buona serata a tutti. Io la strada